Finalmente una risposta alle centinaia di coppie che hanno problemi di infertilità e che mediamente ogni anno sono costrette a rivolgersi a centri e strutture, sobbarcandosi costi e disagi di non poco conto. La medicina della riproduzione infatti è un'ultra specializzazione della ginecologia e sono pochi i centri in Italia che si occupano di tecniche così sofisticate e che si avvalgono sempre di un lavoro d'equipe. Il centro Salus di Marostica è stato dimensionato proprio per questo, per assistere le coppie che si rivolgono ai centri di procreazione medicalmente assistita e risolvere i loro problemi nel modo più naturale e meno rischioso possibile. La qualità del centro si determina sulla qualità della cultura cellulare, su quanta cura si prende nel mantenere le cellule. Non sono cose straordinarie, sono le cose che meno fanno notizia che poi alla fine determinano il risultato. Più è alta la tecnologia e più è laboratoristica e più i biologi, gli embriologi sono preparati in questo campo, più sono alte le percentuali di successo. È bene capire quali sono tutte le possibilità che le coppie hanno a loro disposizione. Il nostro compito è quello di preparare il liquido seminale in modo da ottenere i migliori spermatozoi che poi vengono trasferiti all'interno dell'apparato genitale femminile e da soli compiono il lungo percorso di incontro verso l'uovo. La fecondazione in vitro invece consiste nel prelievo delle uova, il prelievo degli spermatozoi e l'incontro dei due gameti all'interno del laboratorio, e qui il nostro ruolo ovviamente è molto importante perché noi per 2, 3 giorni, 5 giorni ci prendiamo cura dei gameti e poi degli embrioni che si formano. Primo passo, la stimolazione ormonale per aumentare la produzione di follicoli. Poi, una volta prelevati gli ovociti, momento questo che non dura più di 5 minuti, in condizioni di semplice anestesia locale, si passa alla fecondazione vera e propria, che può avvenire, come detto, su 3 livelli. Poco meno di 72 ore è l'attesa, da qui scatta il trasferimento degli embrioni. Il trasferimento embrionario è una tecnica molto semplice, dove non prevede né alcun tipo di anestesia, è come una visita ginecologica dove con un cateterino sottilissimo di gomma morbidissima viene caricato l'embrione o gli embrioni e vengono trasferiti all'interno della cavità uterina. L'età della donna correla con la qualità strutturale degli ovociti. Più la donna è giovane, più la probabilità di utilizzare un ovocita strutturalmente buono, cioè strutturalmente vuol dire cromosomicamente buono, è alta. La medicina ha riposto nelle mani del medico specialista la scelta migliore da prendere di volta in volta. La tendenza è quella di usufruire di meno embrioni possibile, abbassare il dosaggio ormonale e di conseguenza ridurre al minimo ogni tipo di rischio. Si parla sempre di più di mild stimulation, vuol dire una stimolazione molto meno aggressiva che permette di ottenere meno uova, ma è molto meglio accettata dalla donna. Non ci sono grosse strategie, bensì questi sono degli incubatori, sono le culle dove noi teniamo le nostre cellule, e il segreto risiede proprio nelle varie ore in cui le cellule passano all'interno dei nostri incubatori, che siano appunto mantenute le condizioni ideali. Non esiste un numero di tentativi previsto, non esiste alcun tipo di trauma per la paziente. L'attenzione per il disagio della coppia e la grande umanità di un momento come quello della nascita di un bambino fanno sì che vi sia da parte degli specialisti la consapevolezza del loro ruolo, un impegno sempre costante e una tecnologia più unica che rara al servizio dell'uomo. La fortuna della coppia è mettersi in mano a professionisti che hanno grande esperienza in questo campo.